Portofino è viva e prova a ripartire. Alcune attività sono aperte, ci sono i turisti che arrivano in battello con i residenti, c'è chi scende dai sentieri e si gode la piazzetta bella come sempre. Segnali di speranza, come il fatto che oggi partono i lavori sulla provinciale 227. La città metropolitana interverrà in 2 punti. Siamo pronti per partire nella zona dove è collassata completamente la strada, per posare una passerella pedonale in modo da garantire almeno quel tipo di transito. Contestualmente inizieremo degli interventi sulla prima parte verso Paraggi, dove è crollato una parte dell'infrastruttura ma è rimasto il muro di contenimento, e lì cominceremo ad aggredirla nella giornata di oggi. La passerella pedonale sarà lunga 150 metri e potrebbe essere pronta prima di Natale. Intanto vanno avanti i lavori sul monte di Portofino per rendere percorribile senza problemi la via alternativa per le emergenze. Quella strada è una strada che deve servire per emergenza, noi l'abbiamo appena percorsa per venire appunto a fare questo sopralluogo. Mi sembra che al momento interventi invasivi non ne siano stati fatti, non ne devono venire fatti. Certamente il soccorso deve essere garantito in caso di mare grosso, in caso di vento. Quella è una strada che deve essere fruibile. Il sindaco, approfittando di questo periodo, spera di iniziare anche la prima parte di lavori sul Rio Fondaco, che nei giorni scorsi ha rovinato una piccola porzione della piazzetta. Un lavoro già preventivato, ad oggi incastrato negli ingranaggi della burocrazia. Qui non si ruba, qua si lavora, le cose bisogna farle velocemente perché la gente ha bisogno di risposte, ecco, soprattutto a livello anche nazionale. Via Cava sottolinea infine che il borgo è vitale e invita tutti per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, per la tradizionale accensione dell'albero di Natale. Con una festa qui nella piazzetta per dare un segnale, tanto un po' di incoraggiamento ai nostri residenti, come dire, ok, siete tornati alla normalità, e un pochettino un segnale nel mondo che dire Portofino è aperto, Portofino aspetta i turisti di tutta Italia e di tutto il mondo.